Votare ti educa a capire le cose essenziali, a proiettarti nel futuro, perché devi conoscere le piante a una, sapere come hanno lavorato nell'anno in corso e prepararle per l'anno che verrà. Nel PSR Veneto ci sono storie, sogni, progetti di agricoltori e imprenditori. In cima agli obiettivi della politica europea di sviluppo rurale c'è il potenziamento della redditività e della competitività delle aziende agricole, con particolare attenzione all'ammodernamento delle strutture. Caresà è una cooperativa sociale, un progetto di integrazione di giovani in difficoltà, una fattoria didattica che coltiva e vende ortaggi biologici. Coltiviamo i terreni che gestiamo in biologico, siamo certificati con ICEA dal 2009, quindi tutta la nostra produzione biologica è certificata. Diamo lavoro principalmente a giovani adulti con disabilità intellettiva, e quindi con forme di ritardo mentale o di difficoltà nell'apprendimento. E collaboriamo in maniera abbastanza costante e continuativa anche con l'UEP, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Il percorso nel PSR ci ha offerto momenti e strumenti per meglio considerare gli investimenti e i lavori che volevamo fare. In questo momento la Caresà dà lavoro a 11 persone. Avevamo proprio bisogno, di spazi più adeguati alle esigenze dell'azienda. Con l'aiuto del PSR, l'azienda a chilometro zero I Sapori di Sant'Erasmo ha realizzato un macchinario all'avanguardia. Abbiamo insieme testato e tra virgolette ci sentiamo che noi un po' costruttori di questa macchina innovativa che fa una zappatura interfilare indipendente in modo che solo un operatore possa fare il lavoro che prima si faceva con trattore con 2 operatori. Sicuramente l'investimento era piuttosto oneroso per la nostra realtà aziendale. Grazie al PSR siamo riusciti ad abbattere il costo e a portare a casa una macchina che in questo momento qua riteniamo utilissima, soprattutto per la fase iniziale della crescita delle piantine. Grazie al programma di sviluppo rurale, l'azienda agricola El Restel ha acquistato una macchina ottica fondamentale per la selezione del riso. Abbiamo finanziato una macchina che è fondamentale per la linea produttiva di trasformazione del nostro prodotto, specialmente il riso, ma che può essere applicata ad altri prodotti che produciamo, che è una selezionatrice ottica. È un'ottica di nuova generazione, vuol dire che noi attraverso una foto del prodotto selezioniamo piccoli difetti che vogliamo eliminare, per cui l'ottica poi con il passaggio del prodotto a cascata seleziona questi difettini e li elimina. Applichiamo la tecnologia l'ultima sfera tecnologica a una lavorazione che comunque è artigianale, quindi riuscire a unire questo compromesso tra tecnologia molto avanzata e lavorazioni artigianali come una volta è un bellissimo binomio. Canegra è una società agricola zootecnica che alleva una particolare razza di bovini giapponesi. Con l'ultimo bando siamo andati a ristrutturare i nostri stabili, quindi le stalle, perché crediamo che la qualità di un prodotto si ottiene attraverso anche il miglioramento delle infrastrutture. Seguiamo il protocollo del benessere animale. La nostra mandria sta pian piano aumentando e è una sfida difficile ma molto stimolante. Quale sarà il futuro dell'agricoltura in Veneto e in Europa? Spingerei l'acceleratore sul miglioramento dei contesti rurali. Un'agricoltura ecocompatibile, diciamo di greening, dove appunto si cerca di abbattere tutto quello che possono essere gli sprechi, sia nelle semenze che nell'uso dell'acqua. Secondo me la priorità è che qualsiasi progetto, qualsiasi idea di sviluppo per l'agricoltura si mantenga l'identità agricola delle aziende. Penso che vada detta una produzione attenta alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Mi piacerebbe che ci fosse una maggiore premialità rispetto a chi assolve a quelle priorità progettuali con fantasia, con innovazione e con efficacia.
L'agricoltore dovrà abituarsi a non rimanere semplicemente nella filiera di io produco, poi vendo il grande quantitativo agli altri, agli industriali, ma dovrà sforzarsi sempre di più di arrivare al prodotto finito o di avvicinarsi, magari facendo anche delle collaborazioni. Ci sono vari bandi per riuscire a fare anche rete, no? Che è importantissimo, ma è rimanere sempre a contatto con la realtà finale.